Assessore Roberti, qual è la valenza di questa esercitazione condotta qui a Pola nell'ambito del progetto Interforze Namirk? Beh, oggi quello che abbiamo visto è uno dei frutti della collaborazione che c'è tra i tre paesi Italia, Slovenia e Croazia, una collaborazione che deve ampliarsi sempre di più su più livelli. Oggi abbiamo visto quello che riguarda la sicurezza, in particolare il soccorso a mare in caso di incendi di navi. Un progetto partito per un'esperienza concreta, purtroppo reale, accaduta per un episodio accaduto qualche anno fa, che poi si è concretizzata in questa voglia di collaborare, di condividere buone pratiche, di condividere esperienze diverse in un unico progetto sotto la supervisione dell'INCE e della Commissione europea. I risultati sembrano del tutto evidenti. Questo ci fa capire che quando questi tre paesi così vicini e così legati anche dalla presenza di una comunità nazionale italiana fortemente attiva e presente nella regione istriana e in Slovenia, quando questa collaborazione c'è, evidentemente i risultati si possono cogliere sotto tutti gli aspetti. Oggi, ripeto, abbiamo visto la parte della sicurezza, del salvataggio a mare, dobbiamo vederla sempre di più in tutta una serie di aspetti, a partire da tematiche più stringenti d'attualità, come quella del controllo delle migrazioni lungo la rotta balcanica, fino ad arrivare a tutti gli aspetti di carattere economico, con una rete di imprese che deve svilupparsi sempre di più, con al centro la regione Friuli Venezia Giulia. L'esercitazione di oggi è stata piuttosto complessa, ha richiesto un lungo allenamento, naturalmente si parla di un lavoro interforze anche con qualche complessità dal punto di vista linguistico. Beh, mi pare evidente che quello che abbiamo visto oggi non è qualcosa che si improvvisa in qualche settimana, è un progetto che è nato quasi 2 anni fa. Si è visto quanto complesso è, con l'utilizzo di mezzi di tutti i tre paesi, con specializzazioni evidenti da parte del personale, che oltretutto ha appunto la barriera linguistica da una parte, ma molto spesso magari parlano in triestino tra di loro perché si capiscono di più, con barriere anche dal punto di vista burocratico, perché ovviamente stiamo parlando di strutture di tre paesi diversi, che oltretutto fanno riferimento a ministeri diversi, ad enti diversi, perché i vigili del fuoco della Croazia fanno capo alla regione istriana, quindi nemmeno allo Stato. Tutte queste barriere evidentemente sono state brillantemente superate e abbiamo visto i risultati. L'esercitazione è andata benissimo nonostante le condizioni meteo non troppo favorevoli.